Carmelita, che cosa ci prepari oggi? Oggi prepariamo gli gnocchi alla sorrentina, ovviamente tutto fatto in casa. Iniziamo, farina, facciamo un cerchio, patate, fai vedere. Un po' di olio. Ok. Sale, un po' d'acqua ragazzi, man mano lo aggiungiamo. Cominciamo. Quindi una volta che avete creato il panello, diciamo, tagliate e creiamo il salsicciotto per questo, ok? Così. Dopo come quando eravamo a scuola e giocavamo con la plastilina, molto semplice. Niente di complicato, le cose complicate non ci piacciono. Ok, una volta che abbiamo il nostro salsicciotto, fai vedere, tagliamo, ok? I pezzettini e diamo la classica forma, ok? Fai vedere. E li mettiamo qui ad asciugare. Una volta finito li lasciamo tutti ad asciugare nel mentre ci prepariamo il sugo. Venite con me. Olio, basilico e cipolla che già l'ho messo. Accendiamo. Una volta che il soffrittino è pronto, aggiungiamo la passata di pomodoro. Sale, giriamo, copriamo e mo' marcuta. E nel mentre un calicino di vino lo possiamo sempre bere, sempre solo perché viene meglio. Nel frattempo raga, prepariamo l'acqua per i gnocchi. L'acqua bolle, quindi andiamo a salare ovviamente l'acqua. Prendiamo gli gnocchi e siamo pronti per cuocere. Togliamo la farina, c'è sempre la presina perché la terracotta scotta, però raga nella terracotta viene tutto più buono, fidatevi. Vai. Per circa 11 minuti, ok? Vai, il sugo io direi che è pronto e quindi a questo punto possiamo anche spegnere. Vai. Coccolati gli gnocchi ragazzi, li mettiamo all'interno della pentola senza far cadere possibilmente. Io ogni movimento è un danno, ma va bene così. Aggiungiamo la mozzarella che abbiamo tagliato prima, ok? E giriamo. Fai vedere come si amalgama. Siamo pronti per aggiungere il sugo. Man mano che aggiungiamo il sugo, giriamo. Ok. Siamo pronti per impiattare. Ok. Aggiungiamo un altro po' di sughetto, formaggio e basilico. Il jus e non ci resta che assaggiare. Mamma mia, lo dico qua.